Storia di vino di Friuli Venezia Giulia. Oggi parliamo di identità, o proviamo a farlo. L'identità è un dono sociale, è un qualcosa che permette agli altri di riconoscerti ed è un qualcosa che permette a te di farti riconoscere. Il Friuli Venezia Giulia non ha un'identità, non esiste infatti un'identità friulana, ma esistono le identità. I friulani sono bravi o possono essere uniti fino a quando riescono ad essere divisi da un fiume, da una strada o da una borgata. Provare a unire tutte queste identità differenti sotto un'unica egida è compito molto complicato. In questo il vino ci aiuta molto perché il vino rappresenta le identità della terra dove esso viene coltivato. Molto spesso le identità si sono costruite attorno al vino. Pensiamo a Doslavia nella nostra regione. Ma pensiamo anche a quanto sia bello vedere che i vitigni sono in grado di raccontare la terra nella quale loro sono piantati. Il vino legge la terra e ci riporta a galla nei bicchieri tutte quelle storie che la terra nasconde. La cosa più bella da fare assaggiando un vino è andare a riconoscere proprio la storia e l'identità della terra nel quale esso viene piantato. Ricordatevi di iscrivervi al canale e naturalmente ci vediamo.